ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un incidente in via Messina Marina a Palermo. Un pedone è stato travolto da un camion mentre attraversava la strada. È accaduto nella tarda serata di ieri di fronte all'ospedale Buccheri La Ferla. La vittima si trova ricoverata in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sembrerebbe che il mezzo pesante stesse viaggiando in direzione Ficarazzi quando avrebbe travolto l'uomo. Non è certo se il pedone si trovasse sulle strisce pedonali. La nuova e preoccupante avvertenza sul mantenimento dei livelli occupazionali di Almaviva a Catania è stata tra le tematiche trattate nel corso del recente Consiglio nazionale della Federazione UGL Telecomunicazioni che si è tenuto in provincia di Salerno. A Catania, dove attualmente impiega circa 650 lavoratori, l'allarme è elevato. I 400 operatori della commessa Vodafone, per continuare a lavorare, dovrebbero trovare un nuovo acquirente per lo stesso appalto, mentre i 200 dipendenti che lavorano sul servizio 1500 del Ministero della Salute rischiano il licenziamento. Un uomo di 68 anni di Catania è indagato per i reati di violenza privata e violazione di domicilio nei confronti dell'ex compagna. La Procura distrettuale della Repubblica ha richiesto per l'uomo e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Etneo la sostituzione della misura cautelare dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il 68enne, infatti, nonostante il dispositivo di controllo elettronico applicatogli in precedenza, si sarebbe avvicinato più volte all'ex convivente, una 55enne di Mascoli, e ai suoi figli al solo scopo di controllarli e insultarli. Un ragazzo di 19 anni di Ficarazzi, in provincia di Palermo, era stato escluso dal concorso per diventare carabiniere perché obeso. Il giovane aveva presentato ricorso e il TAR del Lazio lo aveva riammesso. Anche in appello il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dei giudici di primo grado. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dall'Arma dei Carabinieri. Il giovane siciliano sarà arruolato. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.